L'esperienza del gioco permea ogni cultura ed è presente nella storia dell'uomo fin dai suoi primordi. Sia dall'infanzia che nell'età adulta, il gioco svolge funzioni diverse. Da un lato, favorenti la crescita in una dimensione sana, ludico-creativa, fino a poter evolvere, dall'altro, in una forma di disagio o disturbo da gioco d'azzardo vero e proprio, tale da richiedere un trattamento sanitario specifico. Il progetto Cambio Gioco ULSS 6 Euganea intende essere uno strumento per favorire conoscenza e riflessione sul tema del gioco d'azzardo, mettendosi tutti in gioco a tutela della salute come bene comune. Siamo qui oggi con il dottor Fabio Lugoboni, direttore di Medicina delle Dipendenze dell'azienda ospedaliera dell'Università Integrata di Verona, professore della Scuola di Specializzazione di Psichiatria e Medicina Interna dell'Università di Verona, vice direttore ISUP Italy, CD nazionale della Società Italiana Tossicodipendenze. Grazie per aver accettato il nostro invito, dottor Lugoboni. Volevamo cogliere l'occasione per approfondire con lei il tema del gioco d'azzardo. In particolare ci interessava conoscere la sua visione rispetto al tema del gioco, la visione generale che lei ha rispetto all'esperienza quotidiana sul tema delle dipendenze. Il gioco ha una storia lunga, nel senso che parte come un disturbo di tipo psichiatrico per arrivare in tempi recenti proprio a essere inquadrato invece come una patologia da dipendenza. Se vogliamo spiegare magari a chi non ha conoscenze neuroscientifiche, il meccanismo della dipendenza è piuttosto semplice, se vogliamo. Ci deve essere una cosa che piace molto, che prende molto, no? E dopo un po' di tempo una cosa, cioè come dire, mi piace, è una cosa che dopo un po' di tempo, se non la faccio, mi dispiace molto, cioè nel senso mi fa sentire male. E questo è un processo che parte appunto da anche un uso sporadico di uno strumento che però libera molta dopamina, che dà molto piacere, fino a una situazione che una persona può controllare, anche se magari parte via molto tempo o altre cose o altri interessi, a un certo punto diventa pervasiva e perciò porta via proprio delle parti essenziali della vita con complicazioni come relazioni importanti, il lavoro, eccetera, perdite economiche. Da questo punto di vista il gioco è molto simile alle sostanze, ci è voluto molto per capire questa cosa qua, perché le sostanze tutto sommato c'è anche una parte farmacologica, invece le dipendenze senza sostanza hanno preso sempre più piede, però i meccanismi sono gli stessi. E fondamentalmente l'unica differenza che potrei dire nella quotidianità che differenzia il gioco dalle altre patologie, il gioco patologico dalle altre patologie da sostanze, è l'aspetto dei soldi. Come battuta dico sempre che non ho mai conosciuto un eroinomane che mi abbia detto cioè, ho speso un sacco di soldi, ho smetto l'eroina o anche la cocaina, nonostante non siano gratis, per motivi economici, e invece il giocatore è molto legato anche a spendere anche piccole quantità di soldi per curarsi, è una cosa inaccettabile, perché anche quei 5-10 euro magari di prendere una medicina che non è mutuabile o pagare un ticket, uno pensa sempre potrebbero essere i 10 euro che mi fanno vincere 1 milione di euro, no? Perciò è l'unica patologia che conosco legata, anche le sigarette per esempio, sono pochissimi pazienti che vengono a smettere di fumare perché le sigarette costano care. Magari dicono sì, costano anche, però la prima cosa è perché sono stanco, perché sono una schiavitù, perché mi fa male, eccetera. Ecco, il gioco perciò ha queste caratteristiche, per il resto è come le altre dipendenze. Dal punto di vista neurologico, quindi anche i nuclei coinvolti immagino possano essere simili, no? Da questo punto di vista, appunto se la dipendenza è quella, quindi il sistema della ricompensa è simile, cambia qualcosa? La sostanza, la dopamina? Sì, diciamo che per certi versi è molto simile, la visione è un po' binaria, quella che si è sviluppata negli ultimi anni,
è una patologia che parte, diciamo, una risposta che muove sul sistema del piacere e quindi diventa imperiosa sul sistema del controllo. Tu in questo momento senti il bisogno di andare a giocare o di fare questa sostanza perché non ne puoi fare a meno, no? E anche la tua capacità di dire di no è molto limitata. Questa, no, come dire, dico sempre, quello che calcia a rigore è il portiere che deve parare, no? Chi calcia a rigore è il sistema dopaminergico, il sistema mesolimbico e quello che deve parare è il nostro sistema di controllo che si situa nella parte prefrontale. In realtà le cose sono un pochino più complesse, però diciamo che questo è lo schema che ha anche il gioco d'azzardo, anche a cui risponde, eccetera, no? La persona che ha giurato magari al familiare che non giocherà più, mai più, e magari 2 giorni dopo è già lì che si gioca lo stipendio, insomma, o parte di quello, ecco. Perciò da quel punto di vista lì è abbastanza simile. Poi c'è il tempo e gli studi ci hanno insegnato che c'è anche molto di più, che c'è una situazione magari, insomma, traumatologica infantile che può dare una modificazione cerebrale dove le persone sentono un gran bisogno di sentire sensazioni forti, perciò è ancora un po' diverso rispetto a quello che dicevamo prima, o situazioni ad alta impulsività come possono essere alcuni disturbi del neurosviluppo dove la dopamina ancora una volta gioca un ruolo importante. Da questo punto di vista quindi anche i problemi appunto dei neurodivergenti, no? Le diagnosi neurodivergenti potrebbero essere coinvolte, cioè, rispetto al gioco d'azzardo c'è qualcosa in letteratura o è un campo ancora un po' da approfondire, da comprendere? Allora c'è sempre da approfondire perché non se ne sa mai abbastanza, però diciamo che è evidente che alcuni disturbi del neurosviluppo, potremmo pensare all'ADHD, insomma si comincia a parlare, o i disturbi di turettismi, o soprattutto i disturbi ad alto funzionamento dello spettro autistico, quelli che di solito si etichettano come Asperger, sindrome di Asperger, sono situazioni che coinvolgono spesso il gioco d'azzardo, dove è più alta la componente di ossessività, cioè nel senso che praticamente di impulsività, scusate, no? Provo un impulso e di cercare di giocare perché questo mi dà una sensazione forte e la compulsione, continuo a giocare e non mi rendo conto che sto perdendo, no? O altre situazioni, per esempio come nell'Asperger, dove magari c'è un'idea, che ne so, fissa, matematica, di poter vincere determinate cifre facendo calcoli assurdi, no? Un po' Beautiful Mind, se vogliamo pensare, no, a qualcosa che abbiamo visto al cinema, no? E questo può comportare dei problemi, perché alla base di questo ci sono le distorsioni cognitive. Distorsioni cognitive, l'illusione che se ho letto sul giornale che una persona ha vinto con una schedina da pochi euro, ha vinto, che ne so, 500.000 euro, io penso automaticamente perché non può succedere a me, no? Solo che è successo lì e non succederà più per un sacco di volte e di persone, no? È un po' così, il lavoro con le distorsioni cognitive è un lavoro importante della terapia. E da questo punto di vista, quindi, quali potrebbero essere le strategie, secondo lei, più efficaci, no? Che possano favorire il trattamento più efficace rispetto a vari livelli, no? Della dipendenza? Quindi c'è un livello istituzionale, no? Del gioco d'azzardo, un livello magari familiare e un livello anche individuale. Dipende molto nel tempo in cui interveniamo. Perché se andiamo nelle scuole direi che la cosa più importante, dove possiamo trovare giocatori, soprattutto nelle scommesse sportive, i ragazzi giocano soprattutto con le scommesse sportive, i ragazzi maschi di solito, no? Poi quando l'età avanza anche le femmine fanno altri tipi di giochi, ma comunque lì bisognerebbe lavorare sulle distorsioni cognitive, cioè si va a agire sui paradossi, no? Tipo, non so, uno dei classici di dire, insomma, sei mai stato colpito da un fulmine, no? Uno dice no, eccetera. Bene, c'è una persona in America che è stato colpito 7 volte da un fulmine, perciò è una cosa rarissima, ma succede, cioè nel senso che succede, ma è estremamente rara, non puoi sperare quindi di avere che sia tu il prediletto, il predestinato che prende la schedina da €1 e vince chissà che. Quando andiamo avanti invece con una situazione patologica, allora dobbiamo capire soprattutto, e questo non viene fatto sempre, ma bisogna capire cosa ci sta sotto.
Qual è il meccanismo? È stata una depressione, una persona che si sentiva sola, aveva bisogno di andare, una donna per esempio andava in una sala bingo per stare insieme con gli altri, condividere questa cosa qua, e poi si finisce per giocare più di quello che si guadagna, o se no era un bisogno di non pensare perché sono successe troppe cose nella tua vita storte, quindi entri in queste sale slot che sono fatte apposta per non pensare, per raccoglierti in una specie di grembo materno dove ti perdi la cognizione del tempo e naturalmente più giochi più perdi. E sono tutte situazioni che bisogna andare a vedere, o perché hai un'impulsività che non sai resistere agli stimoli e poi non sai fermarti, perché quando cominci a giocare perdi completamente, hai questa foga, no, che monta, eccetera, no, il meccanismo delle quasi vincite, no? Cioè hai quasi vinto e questo che è una vera perdita, la quasi vincita è una vera perdita, hai perso l'ennesima volta, ma tu senti che il destino sta per sorriderti e quindi continui a giocare, anzi di più, con più foga, e perdi ancora di più chiaramente. Ecco, queste sono un po' le situazioni, eccetera, perciò a volte si fanno terapie antidepressive, a volte si fanno invece terapie specifiche sul neurosviluppo proprio per far funzionare meglio i pazienti, perché poi è un discorso, mentre la depressione è una cosa che ti capita nella vita, un disturbo nello sviluppo ce l'hai dalla nascita, fondamentalmente sei tu che funzioni così. In effetti per le famiglie diventa, come dire, a volte un problema, no? Perché tra le dipendenze dove c'è più negazione, quindi potremmo condividere magari un suggerimento da dare al familiare. Cosa può fare? A chi si rivolge il familiare nel caso che nota che il figlio piuttosto che il compagno hanno qualche problema col gioco? Perché finché il giocatore, come diceva molto bene lei, è dentro alla dinamica della dipendenza da gioco, non ascolta, no? Niente, nessuno. Questo è uno dei problemi, perché di solito vediamo giocatori rovinati. Vediamo giocatori rovinati, che è la fase cosiddetta della disperazione, no? E bisognerebbe lavorare prima, però di prima sono i familiari che se ne accorgono degli ammanchi. Bisogna superare intanto il meccanismo della vergogna, è una malattia come tutte le altre, sono malattie mentali che portano spesso alla rovina e non bisogna vergognarsi, bisogna uscire da questa idea che è una vergogna e bisogna chiedere aiuto. Cioè, se non sai ripararti il lavandino, chiama l'idraulico, questo insomma è abbastanza evidente, però alla fine quando chiamerai l'idraulico dirai: chi è che ha fatto tutto sto macello, no? Che ha rovinato i tubi, inizia a cambiare tutto, no? Eccetera. Bisognava lavorare prima. I servizi ci sono, e questo è il paradosso. Purtroppo sono ancora servizi non così tanto frequentati e non quando noi vorremmo, cioè prendere il problema prima ancora che non diventi così grave, ecco. La dipendenza da gioco, secondo lei, è correlata all'utilizzo contemporaneo anche di sostanze altre? Succede spesso, in alcuni casi succede sempre. E alcune cose sono un po' scontate. Intanto è una bella domanda, devo dire, perché questa è una cosa che non possiamo lasciarci alle spalle. Allora, nel caso più classico, che è quello dell'alcol, credo che tutti i servizi che si occupano di questo puntino ad avere una sobrietà, perché è chiaro che l'alcol, dicevano gli antichi in vino veritas, perché vuol dire, non è che si dice la verità, vuol dire che non si hanno freni inibitori, perciò una persona che si deve controllare sul gioco, chiaramente noi abbiamo bisogno che funzioni il sistema del controllo, non deve perderlo. Fate caso che nelle sale slot la prima bibita alcolica è gratis, non a caso, ok? Non vogliono una persona ciucca, vogliono una persona semplicemente lubrificata, no? E questo è funzionale. Ma c'è un altro particolare più sottile delle sale slot che se la dice lunga, il fatto che siano sale rarissime dove è possibile fumare, locali pubblici dove è possibile fumare. Far fumare nei locali pubblici è difficilissimo, perché i sistemi ammessi dalla legge Sirchia sono molto complessi e molto costosi, perciò se si spendono tutte quelle decine di migliaia di euro per rendere l'area fumatori accessibile, vuol dire che ha un significato economico, e questo ce lo dice la ricerca recente. Chi fuma sigarette gioca di più, come la stessa cosa succede al bevitore. Allora voi troverete che i giocatori quasi non tutti bevono, ma quasi tutti fumano. Perché? Perché hanno l'impressione di concentrarsi di più, scaricano il nervosismo e li fanno fumare dentro, perché non vogliono che vadano fuori a fumare. Perché fuori a fumare, guardando l'orologio, dice ci ho già perso un bel po', adesso me ne vado, invece devono restare dentro. Il fumo è importante ed è una terapia importante
puntare anche sul fatto che queste persone smettano di fumare. Qualcuno dirà non è una priorità, non è così. Smettere di fumare, siccome è possibile, abbiamo delle terapie più specifiche che non nel gioco d'azzardo, abbiamo delle terapie specifiche che funzionano, aumenta l'autostima, aumenta l'autoefficacia. Se ce l'ho fatta a smettere di fumare, cosa che ritenevo quasi impossibile, forse ce la faccio anche nel non giocare. Questa è una cosa che può funzionare ed è una cosa che va proposta a questi pazienti. Soprattutto un farmaco straordinario come la citisina, che riduce anche la voglia di bere, è un farmaco che potrebbe essere importante. Poi ci sono delle terapie che però magari chi ci ascolta non interessano perché sono specialistiche, eccetera. Però diciamo smettere di fumare e smettere di bere sono due cose importanti. Da questo punto di vista, a livello di prevenzione, quindi, come dire, una persona che non ha ancora sviluppato, no, il tema del problema da gioco d'azzardo, quindi a livello preventivo, se io magari, non so, faccio un esempio, sono quella che si ferma in autostrada e va a prendere il gratta e vinci, ok? Qual è il mio punto di confronto? Qual è il confine che mi posso dare come auto-osservazione? Tanto non comprare magari il gratta e vinci, non so, ma nel caso che quella volta tanto si fa, c'è qualcosa che può, come dire, farmi dire qua sto esagerando, sto andando troppo fuori, oppure non c'è? Allora, di solito a questi livelli qua lo scollamento tra la normalità e l'inizio di un comportamento patologico lo vede l'osservatore esterno. Cioè, purtroppo il giocatore se la cosa è molto avanti su questa cosa qua, perciò per esempio io come faccio, una cosa curiosa, come faccio a vedere i giocatori patologici è l'autogrill, no? Vedo queste persone che ordinano il caffè e prendono 10, che ne so, 5 gratta e vinci, no? Il caffè si raffredda e cominciano a grattare, no? Questo è tipico, è il comportamento, no? Cioè è prioritario, no? Quando vedo qualche persona che mi dice non sono dipendente dai sonniferi, dico va bene, quando viaggia cos'è la prima cosa che metti in valigia, no? Allora uno resta lì, cioè non ti sa rispondere, però la risposta se l'è già data, no? Ed è importante un po' spiazzare queste cose qua, perché le persone che hanno un problema di dipendenza si fanno un sacco di autoscuse, eccetera, cercano proprio di autoscusarsi, proprio di giustificarsi, si potrebbe dire, di sublimare la loro dipendenza, fondamentalmente. È un po' difficile. Poi c'è da dire una cosa sulla prevenzione: fare la prevenzione sulle dipendenze è difficilissimo. Lo sappiamo, e da un certo punto gli esperti ci dicono, i grandi esperti, perché a sentire di prevenzione sono tutti esperti, in realtà è difficile, i grandi esperti dicono non portate il problema dove non c'è, perciò non andate nelle elementari a parlare di gioco se non c'è problema di gioco, perché andate a parlare di una cosa che non c'è. Però dove comincia a esserci per esempio un gioco, che ne so, può essere scommesse, eccetera, vale la pena parlarne. Magari che degli insegnanti, che sono quelli che hanno più ascendente sui ragazzi, man mano che andiamo verso una situazione un po' più complessa, allora magari entra in gioco anche lo specialista, ma di solito sono gli insegnanti che possono spiegare queste cose qua. Sarebbe molto bello che lo facessero, perché è molto più efficace rispetto anche all'esperto, no? Dottor Lugoboni, come funziona il sistema della dopamina, quindi il sistema del piacere, no? Della produzione del piacere in una dipendenza dove in realtà il piacere non c'è, nel senso Anche questa è una bella domanda, perché di dopamina ne parlano tutti ormai, è diventato una specie di pane quotidiano. Allora è passata l'idea che la dopamina sia il neurotrasmettitore del piacere. In realtà non è così. Il neurotrasmettitore per il nostro corpo del piacere è il sistema opioide, cioè i piaceri che noi abbiamo dal punto di vista naturale, che sono quelli poi della perpetuazione della specie. La natura vuole che non moriamo e che se è possibile, ma soprattutto che moriamo dopo esserci riprodotti. Ecco, questo è quello che vuole la natura. Questo è il sistema opioide che rientra nell'accoppiamento, nel bere quando abbiamo sete, nel cercare del cibo quando siamo affamati. La dopamina che cosa fa? La dopamina è quello che promette il piacere. Insomma, se posso dare un'immagine a chi ci ascolta, è come un bastone con la carota agitato davanti agli occhi del cavallo. Il cavallo corre per una carota che non raggiunge, e questo proprio, il gioco d'azzardo è tipico proprio in questo near miss, no? questa quasi vittoria, no? Cioè gioca, dacci dentro che la dea bendata si sta interessando di te, no? È la promessa della cosa, e molte volte la dopamina, quando si raggiunge questa cosa qua, ti dice è tutto lì.
Cioè, in realtà la promessa sarà dopo, non è questo l'obiettivo che hai, sarà dopo, no? È un po' è tipico la cocaina questo lo fa tantissimo, è come dire non ne hai mai abbastanza, no? È tipico quel bottone che premono i topi nelle gabbie, continuano a premere perché la più buona sarà quella dopo, no? E l'esempio che faccio, no, per gli studenti, perché se lo ricordino, è come se fossimo davanti a una scatola di pasticcini, ne abbiamo uno in bocca, due in mano, ma il più buono è quello che il mio occhio sta guardando. Perciò fondamentalmente non quelli che ho in bocca o quelli che ho in mano sono quelli che stanno nella scatola. Ecco, questo è un po' è questo che fa la dopamina quando non funziona. Chiarissimo. Dottor Ugo Boni, grazie per la sua esperienza, per le indicazioni che ci ha dato. Speriamo di averla ospite in un'altra occasione. Arrivederci a tutti.